possiamo trovare il modo di convivere creando un contenitore che diventa l'unica grande offerta politica per gli italiani seri, per quelli che non vogliono abbracciare il grillismo, che sta tra il PDL e il PD. È questo il nostro obiettivo politico e io aderisco a questa lista. È ufficiale da Arezzo, il fronte pro Monti bis esce allo scoperto. Fini e Casini lanciano la lista civica per l'Italia, che di fatto ha come obiettivo dare rappresentanza a tutti quegli italiani che si sono riconosciuti almeno in parte nel lavoro del governatore Monti. Italiani magari delusi dai partiti tradizionali, entrati nelle file di quelli che non andranno a votare, ma anche esponenti della società civile come la Marcegaglia o Montezemolo con la sua Italia Futura. Serve una grande coalizione seria che sappia concretamente su un programma ben chiaro di 5 anni cosa fare, tra cui le grandi riforme appunto costituzionali, le grandi riforme sulle politiche del lavoro e sulla previdenza. Temi importanti che riguardano anche le imprese, il lavoro, questioni che a chiacchiere se ne è parlato e se ne parla molto, ma ora servono i fatti. E per farlo non serve un governo di centrodestra, un governo solo di centro, un governo di centro-sinistra, serve un governo che abbia una forza importante e noi crediamo che questo sia l'obiettivo per i prossimi 5 anni. L'ipotesi di un governo Monti bis ha immediatamente scatenato le polemiche e i no sono fioccati da più parti, da destra a sinistra. La più raffrattaria all'idea è senz'altro la Lega Nord, che fin dal principio ha osteggiato il governo del professore. Una cosa vergognosa, perché io penso che siccome siamo all'interno di uno Stato democratico a scegliere devono essere i cittadini e non i poteri forti. Vedere un Montezemolo che scende in campagna elettorale a 6 mesi dal voto, che rappresenta uno dei poteri più forti all'interno del nostro Paese, deve solamente far riflettere i cittadini, perché la parola deve tornare in mano a loro e con loro si deciderà che governo avere. Ma il fronte moderato conferma Monti come simbolo e emblema di un certo tipo di stile nella politica. Credo che dobbiamo continuare con una politica che è quella che ha fatto Monti fino adesso, di serietà e di rigore, ed è questa l'indicazione. Al di là a Monti succede Monti, ma è la politica di Monti che succede alla politica di Monti.